mezzo milione di giovani vive ancora con i genitori a causa del lavoro precario e sottopagato. È uno dei dati che emerge nel report economico della nostra regione nel 2023. Crediti gonfiati all'insaputa dei clienti, nuova truffa sul super bonus 110 scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano, sequestrati 9,5 milioni di euro. Non ci sono FAS nell'acqua che Veritas eroga nei 36 comuni del Veneziano e Trevigiano, indagine effettuata per verificare non ci fossero i veleni saliti dalla falda contaminata dal Vicentino. Congresso Lega, le tensioni dopo il voto di Padova restano alte. Ieri sera a Focus l'accusa di Darè, Marcato si è messo d'accordo con Stefani e molti trevigiani lo hanno seguito, il silenzio di Zaia. Inaugurato il nuovo reparto di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale di Dolo, servirà i 271.000 abitanti del distretto, rimanendo a disposizione dei residenti dell'ULSS 3. Una mappa interattiva per scegliere centro estivo per i bimbi in base all'area territoriale e alle attività proposte, iniziativa di Cafarsetti in previsione delle centinaia di ragazzi che li frequenteranno. La Venezia inedita dei primi del Novecento, suggestive cartoline in bianco e nero in prestito dall'Archivio Storico Modiano e in mostra negli uffici Poste Italiane in piazza Donatori di Sangue a Mestre. Buonasera, ben ritrovate, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito questi titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi come ogni martedì e che riguarda il cambio di sesso e i diritti civili. Giusta la linea del presidente Zaia, se siete d'accordo. Dunque il verde lo vedete, lo 0422 16 26 691, se invece non siete d'accordo quindi con il rosso, il no 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata, questa sera Ring. E dunque l'avete sentito dai titoli, il Veneto più di mezzo milione di giovani vive ancora con i genitori a causa del lavoro precario e sottopagato, uno dei dati questo che emerge nel report economico della nostra regione nel 2023 tra luci ed ombre. Il 64% degli 824.000 veneti tra i 18 e i 34 anni vive ancora in casa con i genitori rispetto a una media europea del 50%. In Veneto un popolo di oltre mezzo milione di ragazzi e ragazze, e quanto emerge dal report dell'economia della nostra regione presentato a Palazzo Balbi. Rapporto statistico del Veneto 2023 che mette in evidenza come il Veneto abbia chiuso il 2022 con un più 3,9% di PIL e una previsione per il 2023 che segna un più 1%. Report tuttavia tra luci e ombre, a partire dal fronte occupazionale. È qui che si trova la spiegazione sul perché i giovani continuano a vivere in famiglia, il lavoro risulta sempre più precario e sottopagato. Sotto i 34 anni, dai 18 ai 34 anni, i nostri ragazzi hanno un precariato che supera il 32%, sopra i 34 anni invece il precariato si riduce in maniera infinitesimale. Dal rapporto statistico si vede un altro dato importante: il livello di formazione è direttamente proporzionale alla stabilità lavorativa e alla remunerazione. Di positivo c'è che diminuisce il numero dei NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano. Sono il 13,1% del totale, la terza quota più bassa d'Italia. Report che arriva dopo il difficile momento congiunturale a livello nazionale e con una guerra in corso, quella russo-ucraina, e con la mancanza del mercato russo su tutta la nostra offerta turistica, per quanto in positivo con un più 30% nel 2022 e un più 43% di presenza nel primo trimestre 2023. Il 22 dimostra un Veneto capace di essere ancora più resiliente, capace di crescere sia in settori come quelli legati all'esportazione, sia in particolar modo quello turistico, e i primi dati del 23 dimostrano ancora una regione capace di attrarre milioni di persone. In Veneto cala tuttavia il credito verso le imprese per 23 miliardi di euro, con un tasso medio per i prestiti che sale dall'1,4% al 4,52%. Segnali di sofferenza per alcune filiere come edilizia e i distretti del freddo e del caldo, preoccupazioni queste espresse dal presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, che preannuncia, nonostante permanga un clima di fiducia ancora positivo, si cominciano a vedere alcune nubi all'orizzonte.
Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Venezia e la Procura di Firenze hanno sequestrato crediti fittizi da Superbonus 110 per un controvalore di oltre 9,5 milioni di euro che erano stati gonfiati da parte di una società nella fase della cessione. Hanno un controvalore che supera i 9 milioni e mezzo di euro i crediti fittizi da Superbonus 110% sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza di Venezia e dalla Procura di Firenze. In fase di imminente liquidazione, i crediti erano stati gonfiati durante la cessione da parte di una società. Le indagini condotte dalla Compagnia di Milano erano partite dopo le segnalazioni di alcuni residenti nel veneziano che avevano effettuato dei lavori di ristrutturazione attraverso il Superbonus. Controllando il proprio cassetto fiscale, avevano però scoperto che gli importi dei loro crediti edilizi erano stati ceduti dopo essere stati duplicati o triplicati di valore a società diverse da quelle che realmente avevano realizzato i lavori. Tra i casi segnalati quello di un pensionato di Mira che aveva riscontrato come i crediti fiscali maturati per i lavori fossero stati ceduti a diverse società totalmente sconosciute ad un valore triplo rispetto a quello reale. Un imprenditore di Salzano che aveva svolto i lavori attraverso la sua società aveva invece visto il bonus duplicato e ceduto a soggetti ignoti. L'intervento dei finanzieri ha permesso di bloccare la frode fiscale e di sequestrare preventivamente crediti fittizi per oltre 9 milioni e mezzo di euro nei confronti di una società con sede a Firenze poco prima che venissero ceduti a un'azienda energetica di Venezia, la quale li avrebbe a propria volta utilizzati per compensare i propri debiti di imposte in scadenza con il fisco. Nessuna traccia di veleni da FAS nell'acqua del rubinetto dei 36 comuni della provincia di Venezia e Treviso serviti da Veritas. Non ci sono tracce di FAS nell'acqua erogata da Veritas attraverso l'acquedotto pubblico e quanto emerge dalle analisi effettuate dal laboratorio aziendale Veritas nei 36 comuni serviti, dei quali 29 in provincia di Venezia e 7 nel Trevigiano. Analisi effettuate a livello preventivo e per scongiurare che la falda inquinata dai veleni in questione dal Vicentino e dal Padovano non fosse salita fino a Venezia e Treviso, così da Veritas. Specifica come il limite di quantificazione per la ricerca dei FAS, fissata in accordo con ARPAV e con gli altri laboratori regionali della rete Viver Acqua Lab, è stato fissato a 5 nanogrammi per litro e in nessun caso ne sono state trovate tracce. Non ce ne sono nemmeno con i parametri dell'Agenzia di Protezione statunitense, che in una proposta attualmente in fase di valutazione ha individuato un panel di 6 sostanze fluorate. Insomma, le rassicurazioni sono che si può tranquillamente bere l'acqua di rubinetto nei citati 36 comuni, spiega il sindaco di Milano nella veste di presidente dei primi cittadini del comitato analogo Veritas. Noi siamo anche orgogliosi del fatto che come comuni abbiamo deciso anche per il 2022 di lasciare tutto l'utile in Veritas, che provvederà ad investirlo a beneficio dei cittadini e delle cittadine. È una scelta di responsabilità. E quanto emerso nel corso della presentazione del bilancio 2022, chiuso con un utile di 6,2 milioni di euro. 2022 si è chiuso positivamente per Veritas, abbiamo avuto un saldo occupazionale in crescita, e i servizi sono andati abbastanza bene. Congresso Lega, le tensioni dopo il voto di Padova restano alte. Ieri sera a Focus l'accusa di Darè Marcato si è messo d'accordo con Stefani e molti trevigiani lo hanno seguito. Nel partito il nervosismo è evidente. In casa Lega cosa sta succedendo? Ho detto che non parlo del congresso. No, grazie. L'ho detto prima, non stavi attento. Il silenzio di Zaia è pesante e indicativo. D'altronde c'è in ballo uno scenario post-congresso che tra le ipotesi più eclatanti potrebbe vedere un nome importante come quello di Roberto Marcato lontano dalla Lega nel prossimo futuro e una scissione che sarebbe letale per l'immagine del Carroccio. Evidentemente anche mezza frase può risultare ingombrante in mezzo alle tensioni che hanno seguito il congresso regionale, mentre la compattezza auspicata dal neosegretario Alberto Stefani scricchiola e rischia di creare una voragine. Che gli strascichi siano ancora forti è indubbio, soprattutto da quella parte del Carroccio trevigiano che ha sostenuto Franco Manzato e che punta il dito non solo contro Marcato ma anche contro la nutrita ala salviniana della Marca trevigiana. A Focus Gian Antonio Darè conferma la ricostruzione che già domenica nella nostra prima edizione Dimitri Coin aveva dato di quel martedì pre-congressuale, l'incontro tra le due parti antagoniste a Stefani per trovare la quadra finale. Da una parte c'era
Manzato e Coin, dall'altra parte c'era Sonia Di Tali e il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Non era presente a quell'incontro, pur richiesto, Marcato. Non si è fatto trovare al telefono, tant'è vero che Manzato aveva posto sul piatto la candidatura e noi avremmo corso tranquillamente per Marcato. Marcato a mezzogiorno annuncia il suo ritiro. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. Manzato aveva chiaramente detto, e ci sono i testimoni, che lui si sarebbe ritirato perché bisognava andare comunque con un'unica candidatura. Allora a quel punto, se tutti avessero fatto la loro parte, non ci sarebbe stata quella differenza. Sicuramente uno o l'altro avrebbe vinto, però non ci sarebbe stato quei numeri così esorbitanti. È andata così, si sono messi d'accordo. Vuol dire che la linea del ponte di Messina ha prevalso su quella dell'autonomia del Veneto. Parole durissime, anche se allo stesso tempo D'Alè fa capire come l'esito di Padova resta un punto di partenza indiscutibile. Certo, non sarà un percorso facile. Il congresso ha sancito che Stefani è il segretario, noi rispettiamo il segretario, il suo programma, perché è il programma di chi ha vinto, e noi saremo a disposizione, se è possibile, se lo vogliono, porteremo il nostro apporto. Tanti gli appelli all'unità, tra questi uno importante arriva dal sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto. I congressi servono per decidere chi è il leader, la base si è espressa, dobbiamo tutti quanti rispettare e condividere la scelta, unirsi per un unico grande obiettivo, che è quello di far crescere la Lega, che significa far crescere il consenso, che significa aumentare il numero di amministratori, che significa portare la Lega del buon governo in quanti più comuni possibili. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in diretta, una notizia che arriva da Chioggia con un grave scontro tra un'auto ed una moto, è gravissimo, un 18enne, l'incidente è avvenuto oggi intorno alle 13, il giovane è stato ricoverato all'ospedale All'Angelo, la prognosi ovviamente è riservata. Un incidente che è avvenuto in via Foscarini, appunto uno scontro violento tra l'auto e la due ruote. È stato inaugurato il nuovo reparto di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale di Dolo, servirà ai 271.000 abitanti del distretto di Mirano Dolo, rimanendo comunque a disposizione dei residenti di tutta l'ULSS 3 Serenissima. È una piccola grande conquista perché a oltre 30 anni dalla chiusura del vecchio ospedale al mare di Venezia, l'ULSS 3 torna ad avere 10 posti letto di riabilitazione intensiva a gestione pubblica diretta. Complanare al reparto di ortopedia, la nuova medicina fisica e riabilitativa di Dolo accompagnerà persone di ogni età con disabilità transitorie o permanenti di prevalente origine ortopedica o comunque post-chirurgica verso il massimo livello di autonomia, integrazione sociale e qualità di vita consentiti dalla malattia. Servirà ai 271.000 abitanti del distretto di Mirano Dolo, rimanendo comunque a disposizione dei residenti di tutta l'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima. Ci sono due aspetti importanti. Uno è andare incontro ai bisogni dei cittadini e questo è la cosa principale. Il secondo aspetto importante è la fine di un'era, di un'epoca per quanto riguarda l'ospedale di Dolo, che è stato uno degli ospedali Covid, individuato come tale dalla Regione giustamente in quel periodo come baluardo per la lotta al Covid e che però adesso deve ritornare alla normalità. L'apertura del reparto di medicina fisica e riabilitativa si aggiunge infatti al nuovo pronto soccorso e alla nuova ortopedia del presidio ospedaliero di Dolo e precede ulteriori investimenti per la realizzazione di altri servizi, tra cui la nuova rianimazione.
Nato dalla costola molti anni fa di Padova, Doro deve riaffermare quella specializzazione che è nata nei numeri stessi, ma soprattutto nella qualità. Ora abbiamo un gap da colmare appunto di quasi il 50% di interventi chirurgici da riportare nella presa in carico qui a Dolo. C'è tutto l'impegno della nostra direzione aziendale. A Mogliano Veneto un appuntamento gratuito dedicato alla gestione sanitaria di una squadra di pallacanestro professionistica con l'Umana Reyer. Il primo congresso scientifico dedicato alla gestione sanitaria di una squadra di pallacanestro professionistica. Una giornata di aggiornamento e di confronto tra professionisti delle società di Serie A del settore, promosso i giorni scorsi dall'Umana Reyer a Mogliano Veneto. Un primo evento strategico e importante. Sia per dimostrare come una società etica come certificata Reyer abbia fatto un passo avanti in un concetto culturale che probabilmente mancava nel mondo del basket. Obiettivo: offrire una panoramica a 360 gradi sulla gestione dell'atleta al giorno d'oggi. Reyer è cresciuta negli ultimi anni, a mio avviso, perché è cresciuta nei servizi. La parte sanitaria è un servizio, quindi migliorare il servizio vuol dire migliorare anche il risultato sportivo. Senza servizio di alto livello, ma può essere il servizio sanitario che è fondamentale, ma tutti i servizi che stanno all'interno di una società professionistica garantiscono poi la più alta probabilità di avere un risultato sportivo. Al corso hanno preso parte un'ottantina di esponenti di tutte le professioni interessate nella gestione di un team. Ha la fortuna di coinvolgere tantissimi professionisti, oltre ai medici dello sport, anche fisioterapisti, preparatori e tutte le figure che girano intorno e che sono essenziali, magari si vedono meno, il grande pubblico li conosce meno, ma sono essenziali nella squadra, gli psicologi, i nutrizionisti, quindi credo che questo sia una grande possibilità di incontrarci tutti insieme, di discutere e di imparare. Una mappa interattiva per scegliere i centri estivi in base all'area territoriale e alle attività proposte. Sentiamo. È arrivata l'estate, dalle primarie in su i ragazzi hanno già concluso la scuola e venerdì è la volta dell'ultimo giorno di scuola per le materne. Quindi centri estivi, grest parrocchiali piuttosto che summer camp scaldano i motori ed è già boom di iscrizioni. Per chi dalle scuole primarie in su deve scegliere l'offerta più vicina alle proprie esigenze o semplicemente più comoda tra i vari centri estivi, c'è la mappa interattiva messa in rete sul sito del Comune di Venezia, in cui si può scegliere sia attraverso l'area territoriale di preferenza che le attività proposte. Ad oggi sono oltre una 60 le realtà presenti sulla mappa, ma l'aggiornamento è continuo e l'elenco non è esaustivo. Chi pensa che si tratti di una richiesta di poche famiglie si sbaglia di grosso, perché parliamo di decine e decine di spazi che vengono aperti già da oggi fino a settembre per i ragazzi e di centinaia e centinaia di bambini e adolescenti che li frequenteranno. La Venezia inedita del primo Novecento, mostra ed ad accesso gratuito, visitabile fino al 15 luglio all'ufficio postale di Mestre Centro. Un secolo di attimi di vita dei veneziani, una città viva e affollata, per niente appagata dei suoi monumenti o rassegnata ad essere museo di se stessa. Ricordi impressi nelle cartoline dei primi del Novecento, in mostra a Mestre alle poste di Piazza Donatore di Sangue. In questa mostra andiamo a far vedere per la prima volta al pubblico e a tutti gli avventori di Poste Italiane quelli che sono le immagini relative a Venezia. Opere realizzate dalla celebre azienda triestina Modiano, tratte dalle lastre fotografiche conservate nell'omonimo archivio storico. Ripercorriamo quindi luoghi iconici della città attraverso però quelli che erano gli sguardi particolari dei fotografi della Modiano, che nei primi del Novecento vanno a ritrarre la città e a riprendere i passanti o la popolazione locale senza metterli in posa, ma cogliendo l'attimo con gli abiti dell'epoca o anche per esempio delle situazioni particolari, come per esempio una vagabonda che dorme praticamente nei pressi di Piazza San Marco, piuttosto che delle pittrici che ritraggono il vecchio squero.
Esposizione visitabile fino al 15 luglio negli orari di apertura dell'ufficio postale. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora sull'Italia, un po' di instabilità sui rilievi e lieve calo termico. Il dettaglio di mercoledì 28 giugno. Sul Veneto avremo una nuvolosità più consistente nelle ore pomeridiane, in montagna con qualche temporale, possibile fino alle zone limitrofe. Altrove sarà invece maggiormente soleggiato, con cielo poco nuvoloso. Temperature più nella norma, minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, tanto sole con cielo sereno su pianura e costa. In montagna però non è escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Temperature minime sui 15-20 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e qualche nube innocua e solo con qualche isolata pioggia. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.